Noi parleremo lunedì con il sindaco e chiederemo garanzie. Abbiamo già posto due questioni principali. La prima, che con tutti i problemi di Venezia questa è l'ultima delle priorità. La seconda, che l'educazione spetta unicamente a scuole e famiglie, non alla politica locale. Simone Venturini, capogruppo dell'UDC nel Consiglio Comunale veneziano, sembra non arretrare sulla posizione espressa nei giorni scorsi a proposito dei libri per l'infanzia che dovrebbero essere distribuiti nei nidi e nelle scuole materne lagunari. È brutto il giorno in cui un consigliere comunale si alza e manda dei libri nelle scuole di sua spontanea volontà. Detto questo, se uno di quei libri dovesse arrivare nelle mani dei bambini o essere comunque letto o divulgato a loro, per noi sarà l'ultimo giorno di permanenza in maggioranza. Una posizione che non sembra conciliabile con quanto invece avrebbe detto il sindaco, per il quale i libri andranno nelle biblioteche delle scuole e saranno poi le maestre a decidere se e come usarli. Camilla Seibezzi, la delegata del sindaco per i diritti civili, risponde a Venturini. Io non vorrei che la città si coprisse di ridicolo l'ennesima volta, però questo onestamente per voce del capogruppo dell'UDC, Simone Venturini, perché non si può pensare che dei libri vadano messi nelle scuole ma siano intoccabili. Saranno solo le maestre, conferma la Seibezzi, a decidere l'utilizzo di questi libri di favole. Ogni insegnante, discrezionalmente, come per tutti i libri, non solo questi, decide se usare o meno. La Seibezzi si rivolge poi direttamente al capogruppo UDC. Venturini deve capire che non è un regime, né io né lui diciamo cosa è giusto leggere. Ma Venturini conferma la posizione del suo partito. Qualora questi libri raggiungessero direttamente o indirettamente i bambini perché vengono letti o divulgati a loro, noi non ci saremo più. A questo punto la palla passa al sindaco. Al ritorno dalla Francia, dove è andato a ricevere il legname per la ricostruzione del Bucintoro distrutto da Napoleone nel 1798, dovrà affrontare anche questo problema.